Lapidi spezzate, croci sradicate, fiori strappati e un tappeto di vetri. Una scena di devastazione, quella che la mattina del sabato di Pasqua si è parata davanti ad un signore che stava portando un mazzo di fiori al cimitero dell'Arcella a Padova. Nella notte un gruppo di vandali ha fatto irruzione nel Camposanto compiendo un vero e proprio scempio. I vandali quasi sicuramente sono entrati da qui approfittando del buio e dal fatto che questa zona è scoperta dalle telecamere. È qui che si stanno concentrando i rilievi della polizia scientifica. Il gruppo di vandali ha scavalcato il muro che costeggia il parco Milkovic e in pochi minuti si è accanito con violenza su tutto quello che trovava. Da quello che ho potuto constatare non ci sono state profanazioni di tombe, questo tengo veramente a dirlo perché credo che sia una preoccupazione che in tanti cittadini possono avere, però atti vandalici che hanno messo ovviamente un po' a soqquadro in particolare alcune cappelle di famiglia e soprattutto tanti vetri in giro. Il raid è avvenuto intorno alla mezzanotte. Un residente ha sentito schiamazzi provenire dal parco e rumori nel campetto da calcio che è stato danneggiato. Ecco cosa ci racconta. Verso mezzanotte e mezza, quando ho sentito dei rumori metallici fortissimi, e mi sono accorto anche con un mio vicino che avevano scaraventato a terra le porte, una porta del campo da calcio della polisportiva. Suppongo che la devastazione al campo sia stata fatta dopo il raid in cimitero. Quindi fuggendo, probabilmente sono fuggiti verso via d'Avanzo e fuggendo sono passati per il campo, sono andati probabilmente come avete rilevato, sono andati a ripulirsi agli spogliatoi del centro sportivo. La polizia scientifica per tutta la giornata è rimasta all'interno del cimitero. Non sono state rilevate scritte di tipo religioso, satanico o politico. I vandali si sarebbero accaniti anche sulle telecamere di sorveglianza per impedire che immortalassero il raid. Residenti e familiari dei defunti sono rimasti sconvolti. Ho scoperto anche dalla cliente che ha segnalato per prima la cosa che erano stati dei vandali che hanno distrutto la parte sul retro del cimitero. Mi ha detto che praticamente la cappella dei frati ha tutti quanti i vetri rotti. Mi ha detto dilaniato delle tombe e anche delle croci, le hanno smembrate, con quelle devono aver distrutto tutto il resto. Comunque era pieno di vetri rotti per terra.